Bene, buongiorno a tutti e benvenuti alla giornata mondiale del servizio sociale che quest'anno ha per tema promuovere la dignità e il valore delle persone. Coordinano i lavori Giorgia Goffo, consigliere Ordine degli Assistenti Sociali, e Nicola Martinelli, tesoriere del CROAS Veneto. Questa giornata direi che è il risultato di una grande voglia di partecipazione. Siamo qui numerosi e molti purtroppo non sono riusciti per problemi di spazio, ma sono connessi con noi con i vari hashtag lanciati su Twitter. Nello stesso momento è cominciata anche a Roma la celebrazione della giornata del servizio sociale e anche a Treviso ci sarà un flash mob, un'altra iniziativa piove di sacco, quindi diverse modalità di celebrare il medesimo evento. E una grande voglia di partecipazione della comunità professionale degli assistenti sociali, della grande voglia di incidere sulla costituzione di politiche sociali che tutelino i diritti e la dignità delle persone, che rispettino e valorizzino le differenze. Questa giornata vede la collaborazione del CROAS, ma vede anche la collaborazione delle università, dei corsi di laurea in scienze del servizio sociale dell'Università di Verona, di Padova, di Venezia, dell'Aidos. È stata realizzata grazie al contributo di noi tutti, quindi dei colleghi assistenti sociali, degli studenti, dei tutor, dei supervisori delle università, che sono operativi su tutta la regione del Veneto. Ringraziamo il Banco Popolare che gratuitamente ci ha messo a disposizione questa bella sala per consentirci la celebrazione di questo evento. Monica ci leggerà successivamente una lettera, anzi 2 lettere, che ci hanno inviato illustri personaggi che vi sveleremo dopo chi sono. Ecco, adesso io passo la parola a Monica Quanilli, vicepresidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali. Buongiorno a tutti e benvenuti. Mi fa anche molto piacere vedere questa grande platea di colleghi, questa platea così piena, ma partirei subito da ringraziare le persone che hanno deciso di essere qui con noi oggi per portare i loro saluti e per farci gli auguri di buon lavoro. Io lascerei subito la parola all'assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, Davide Bendinelli. Grazie, buongiorno a tutti. Oggi per me è un onore poter rappresentare la Regione, la Giunta regionale e il Presidente Zaia, di cui porto il saluto a questo convegno che è rivolto, diciamo, ai massimi esponenti che operano nel settore, a coloro che comunque rappresentano una linea di frontiera tra quelle che sono le linee, i progetti che le istituzioni, gli enti locali, gli enti territoriali portano avanti e i cittadini comuni e coloro che nel bene o nel male sono costretti a beneficiare dei servizi che il welfare vuole mettere a disposizione delle singole comunità e dei cittadini e delle persone più bisognose. E quindi credo che oggi il fatto di poter rapportarsi direttamente con voi abbia un significato estremamente importante. Noi siamo di fronte a un momento di grande ristrettezza economica, di grande difficoltà. La crisi economica ha avuto delle ripercussioni estremamente negative sul tessuto sociale. Oggi noi iniziamo a pagare le conseguenze di una crisi anche sul piano sociale che è iniziata 7 anni fa e dalla quale non siamo ancora usciti. E ci ritroviamo di fronte ad una situazione drammatica perché dobbiamo fare i conti con una realtà che è quella che mette nelle condizioni tutti gli operatori economici, dagli imprenditori, le imprese, gli artigiani, ma anche gli amministratori degli enti locali, di doversi fronteggiare con una realtà che nessuno di noi avrebbe mai pensato di toccare con mano. Oggi mancano le risorse economiche e questo a rotazione, creando un effetto volano in senso negativo, comunque oggi si ripercuote sulle famiglie, sulle persone che non arrivano a fine mese, su quelle persone che alla fine della terza settimana esauriscono le risorse per riuscire
a pagare le spese quotidiane per la semplice sopravvivenza. E unito a questo aspetto abbiamo a che fare comunque con tutto quel parte di welfare che interessa non solo le persone che sono in crisi oggi perché l'economia ha avuto delle ripercussioni negative sul sistema sociale, ma anche quelle persone che effettivamente sono decisamente bisognose dal punto di vista dello stato psicofisico. E purtroppo la riduzione del gettito fiscale da un lato, i tagli dei trasferimenti che il governo ha adoperato nei confronti dei comuni, degli enti territoriali, delle regioni sono sotto gli occhi di tutti. Oggi ci mettono nelle condizioni di fare delle riflessioni, di pensare di cambiare radicalmente il sistema del welfare, un sistema del welfare che deve per forza di cose uscire da quel sistema, da quel modello assistenzialistico che ha contraddistinto il welfare, diciamo, negli ultimi decenni della vita amministrativa dei nostri enti, ad una sorta di sistema di welfare che noi definiamo generativo. Generativo perché significa che c'è la necessità di coinvolgere quella parte di società attiva per sviluppare una serie di servizi anche dal punto di vista sperimentale, perché la difficoltà nella quale ci troviamo noi oggi è quella di riuscire a finanziare tutti quegli stati che il welfare necessitava e necessiterebbe con le risorse che abbiamo a disposizione. Se non riusciamo a cambiare modello di sostegno da assistenziale a generativo, nel giro di credo qualche anno, qui c'è Valerio Bodo, c'è Anna Leso, ci sono persone che comunque operano quotidianamente nel settore, si trovano dalla parte opposta della barricata a relazionarsi con voi direttamente, ma a spiegarvi che purtroppo quando incontrate i cittadini dovete spiegare che non riusciamo a fronteggiare determinate richieste perché mancano le risorse. Allora noi abbiamo fatto delle scelte politiche importanti come Regione Veneto, che sono state quelle comunque di tagliare dei capitoli di bilancio che comunque non avevano nulla a che fare con la sanità da un lato e con il sociale dall'altro. Il piano sociosanitario è un piano che si interseca e che interseca le due deleghe, la gestione della sanità da una parte e la gestione del sociale dall'altra. Abbiamo iniziato ad operare dei tagli. Parliamo di turismo, sappiamo benissimo che la regione Veneto è la prima regione in Europa in termini di presenze turistiche, 55 milioni di euro. Iniziamo a pensare al fatto che abbiamo dovuto incidere negativamente sui tagli alla promozione turistica. Quando noi ci rendiamo conto, ma lo dico perché è un messaggio che voglio lanciare, che voglio che capiate, i nostri vicini trentini stanziano per la promozione turistica 27 milioni di euro. Noi in Regione Veneto, che abbiamo 55 milioni di presenze turistiche, siamo passati da 6 milioni a 3 milioni di euro. Questo significa che il fatto di poter raccogliere gettito fiscale, trattenerlo a sé e stanziarlo, significa essere in grado di dare determinate risposte. Noi abbiamo dovuto e abbiamo iniziato a tagliare quelle che riteniamo essere spese importanti, ma non determinanti per la sopravvivenza delle persone più bisognose, delle famiglie bisognose. E quindi abbiamo iniziato a tagliare determinati capitoli del bilancio di una regione che ha un bilancio di 12 miliardi di euro, ma che oggi ci mette in grave difficoltà. Allora, il welfare, la parte diciamo sociale del bilancio della regione è stato mantenuto invariato rispetto all'anno scorso. Abbiamo voluto diciamo, agire cercando di favorire progetti di carattere sperimentale, per esempio per quello che riguarda le unità di offerta alternative ai CEOD, dando mandato alle USL di predisporre dei progetti in via sperimentale che poi un domani possono avere delle ripercussioni positive e darci delle risposte positive per spostare quello che è l'ottica dell'investimento, come dicevo prima, da una sorta di sostegno assistenziale a una sorta di sostegno di carattere generativo. Poi lo stesso progetto RUI, il reddito di ultima istanza, abbiamo stanziato 1.500.000 euro che sono stati distribuiti, il progetto Sollievo, il progetto del trasporto sociale e altri progetti che abbiamo voluto comunque mantenere in essere perché riteniamo essere indispensabili. Il sostegno alle scuole paritarie da un certo punto di vista, che oggi comunque nel bene o nel male possano toccare il 70% dei ragazzi che da 0 a 6 anni beneficiano di questo sistema di istruzione e che in sostanza in Veneto sostituisce quello che è il sistema di formazione e di educazione pubblica da tutti i punti di vista. Quindi quello che era il messaggio che volevo lanciarvi, e mi scuso se mi sono dilungato rispetto a quello che doveva essere un saluto che avrei dovuto portare sicuramente in maniera più breve, è quello di dire che stiamo cercando di fare degli sforzi per raccogliere le risorse che poi noi vi mettiamo a disposizione perché possiate utilizzarla nel migliore dei modi per dare quelle
tra virgolette, risposte ai cittadini, alle persone bisognose e alle famiglie. Per quello che la mia presenza qui oggi voleva avere questo significato, voleva ringraziare gli organizzatori di questo importante convegno e ricordarvi che avete una responsabilità importantissima rispetto a quello che è il sostegno e le risposte che si riescono a dare alle fasce della popolazione più deboli. Grazie. Ringraziamo l'assessore Bendinelli per essere stato con noi e soprattutto perché in questi momenti in cui la Regione è così fortemente impegnata per la predisposizione del bilancio ha trovato anche uno spazio per essere qui con noi. E lascio la parola ad Anna Leso, l'assessore alle politiche sociali del Comune di Verona, e la ringrazio a sua volta per essere qui con noi. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio per l'invito, sono felice come sempre di essere qui e porto i saluti dell'amministrazione comunale e del nostro sindaco. Questa è una giornata importante e siamo sempre contenti e onorati che l'Ordine degli Assistenti Sociali scelga la nostra città ancora una volta per questo appuntamento annuale. Ringrazio anche per la premessa così completa che ha voluto fare il nostro assessore Bendinelli, perché mi permette di entrare subito nel tema sottolineando quanto sia cambiato e è diventato più impegnativo e gravoso il vostro compito. Gli assistenti sociali negli ultimi anni hanno visto aumentare la presenza di richieste sempre più corpose da parte dei nostri cittadini, ma soprattutto hanno e devono lavorare costantemente alla ricerca di nuove possibilità, di nuove soluzioni, di nuovi progetti che sono sempre più rivolti alla persona, alla famiglia, perché ormai sappiamo tutti l'assistenzialismo, come ha ben ricordato l'assessore Bendinelli, deve essere ormai dimenticato. Dobbiamo lavorare sul welfare generativo, che significa corresponsabilità, significa anche compartecipazione da parte delle persone, delle famiglie che mettono in atto tutte le loro risorse per poter arrivare ad un'autonomia, ma anche ad un aiuto concreto a chi ci sta vicino. E quindi è un momento importante che vorrebbe veder finita quella famosa parola crisi che non vogliamo mai ripetere, ma che comunque la stiamo ancora vivendo, ma che ci porta invece a guardare lontano, a guardare avanti. E a me ha fatto piacere leggere che avete voluto indicare come titolo promuovere la dignità e il valore delle persone. Perché lo sentiamo, dignità e valore sono parole che noi sentiamo espresse con grande frequenza dal nostro Papa Francesco, che ha voluto anche recentemente ricordare quanto è importante dare dignità alle persone, soprattutto quelle anziane, quelle che sono più fragili, più delicate, e quindi dobbiamo uscire da quella logica della cultura dello scarto, ma cercare le risorse più vere, quelle che ognuno di noi ha dentro, per promuovere ancora azioni e opere, alla fine, servizi che vanno a favore di tutta la comunità. Per cui il cambiamento di cultura è necessario, indispensabile, ma credo che le nostre assistenti sociali l'abbiano già molto ben fatto proprio, assorbito, e lo stanno dimostrando con tutta quella progettazione nuova e quelle indicazioni che a noi sono importantissime, indispensabili per poter fare di quelle risorse che abbiamo, che sono sicuramente più limitate di quanto vorremmo, ma indispensabili per poter proseguire e per poter dare risposte concrete. Per cui a voi va il ringraziamento mio personale, ma non solo, anche quello dell'amministrazione, per il lavoro attento, delicato, sensibile, ma soprattutto preciso, puntuale, che voi date alla nostra comunità. Le aspettative sono sempre superate. Ogni volta che io parlo con voi, lo faccio abbastanza frequentemente, ma non come vorrei io, riconosco che il vostro impegno è veramente assiduo, importante, ed è questo che fa migliorare la qualità della vita di tutta la comunità. Per cui un ringraziamento, e che questa giornata sia veramente fruttuosa e portatrice di nuovi impulsi positivi per migliorare, come sempre dico io, la qualità della vita dei nostri cittadini. Grazie ancora. Grazie all'assessore Leso.
E ora passerei la parola al dottor Valerio Bodo. Il suo nome non è stato inserito nel programma, ma ci ha fatto la gentilezza di essere con noi stamattina. Ringrazio tutti i presenti, ovviamente ringrazio Monica che oltre ad essere vicepresidente dell'ordine è una nostra diretta collaboratrice dell'ULSS 22 e quindi ho accolto volentieri l'invito. In questa sede, che lo dico per gli assessori, è la sede del Banco Popolare, che è il tesoriere delle 4 aziende sanitarie di Verona, è tesoriere delle ULSS 21, 20, 22 e dell'azienda ospedaliera. Da un paio d'anni il tesoriere è il Banco Popolare. Io voglio riprendere pochi ragionamenti per accompagnare, appunto, più dal punto di vista tecnico, le indicazioni dell'assessore Bendinelli, che per i molti impegni ci sta per lasciare. Auguriamo a Davide di continuare nell'impegno per molti anni e stamattina immagino ci sia giunto e quindi ci deve necessariamente lasciare. Ma per riprendere alcuni ragionamenti dell'esperienza di questo periodo, mi pare che voglio ricordare, insomma, ho ricordato i numeri anche altri, l'impegno della mia ULSS, nella quale faccio il direttore dei servizi sociali, nell'area del sociale, per rappresentare la intensità dell'intervento nostro, Anna. Noi facciamo la ULSS 22, dedica al sociale, qui siamo tra esperti, tra sociale stretto e sociale sanitario circa 25 milioni di euro. Quindi una grande mole di risorse che è la storia della solidarietà di Verona, decenni di solidarietà e decenni di attenzione e di continuità. 25 milioni di euro per 300.000 abitanti quasi, voi capite che sommariamente quasi all'incirca 100 euro per abitante di qualunque età, di qualunque tipologia, quindi è un intervento robusto, importante. Ovviamente anche qui emerge la complessità, come si dice, la ultracomplessità della situazione, perché sulla stessa traccia istituzionale c'è il Comune, la Regione, le ULSS, altre istituzioni fuori di qui, perché la nostra collaborazione con gli enti vari è di natura con enti pubblici, con la scuola, con i carabinieri, insomma è una ultracomplessità che stiamo vivendo e questo denota la capacità della risposta nostra a questo. Ovviamente il contesto è rilevante, la situazione attuale accennata dagli assessori in precedenza è rilevante, cioè le attuali criticità, l'invecchiamento della popolazione e l'aumento della non autosufficienza sono scenari imprevisti, forse imprevedibili 10 anni fa, che generano le attenzioni che diceva l'assessore Bendinelli, l'assessore Leso. Questi sono i compiti che abbiamo davanti e quindi questo è. Se posso, accanto a tutti questi numeri, introdurre un ragionamento, qualche ragionamento che può essere, ecco, io metterei alcune priorità. Una delle priorità, metto in questa situazione difficile, è la formazione. In questo momento dobbiamo dedicare risorse alla formazione degli operatori. Le risorse sono scarse, non ripetiamo ragionamenti tra noi noti, ma dobbiamo avere personale più preparato. Questo, ecco, concluderei con questo. Poi un'altra osservazione che in questo ambiente può essere valutata in modo diverso, cominciamo anche nell'area sociale a ragionare sulla misurazione delle risorse che mettiamo e dei risultati conseguiti. Qui li possiamo chiamare esiti degli interventi, ma lentamente questo ragionamento tra risorse impegnate e gli esiti ci deve essere sempre più forte, preciso, documentato, soprattutto documentabile all'opinione pubblica, documentabile ai residenti, ai nostri assistiti, ai quelli per i quali sono fatte. Queste le poche considerazioni che volevo fare. Ovviamente per l'area veronese, queste aree del sociale è un'area presidiata, in UE abbiamo detto prima, ma la presenza dell'assessore Bendinelli, che tra l'altro è residente nella nostra ULSS, è stato sindaco di Garda, la presenza dell'assessore Leso sono per noi, per i veronesi, sono momenti di tranquillità
e di serenità, sapendo che sono persone con le quali avevi il confronto e trovi sempre le soluzioni. Quindi auguro buon successo al convegno, anch'io tra un po' lascerò, e però con questa convinzione che, data la partecipazione, abbiamo fatto bene a venire. Ringrazio Monica non solo per l'invito, per l'impegno che ci mette questo, ringrazio lei e le altre nostre colleghe per l'impegno quotidiano che mettono in situazioni talvolta molto, molto difficili. Grazie anche al dottor Bodo. E ora io inizierei un pochino ad entrare un po' di più nello specifico del tema della giornata. Come vi dicevo all'inizio, vedere una platea così grande di colleghi fa sentire ancora di più l'appartenenza professionale di ognuno di noi. Sono momenti importanti, momenti in cui ci si sente rinforzati, rincuorati, ma questi sono eventi straordinari. In realtà ognuno di noi ha bisogno quotidianamente di ritrovare il senso della propria identità professionale, di trarre la forza e l'orientamento del nostro agire di ogni giorno. E lo strumento che ci dà più di ogni altro questo orientamento, questa direzione, è proprio il nostro codice deontologico. L'articolo 5, se lo leggiamo con attenzione, è quello che ci introduce anche in pieno al tema della giornata, soprattutto nella parte in cui dichiara che la professione si fonda sul valore, sulla dignità e sulla unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie. Ne valorizza l'autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità. E io mi fermerei un attimo di più su questo tema, sul tema della responsabilità, perché è un tema, un termine che deve essere inteso non solo come dovere in capo a soggetti come i tecnici o come politici che hanno compiti di realizzazione dei servizi o compiti di governance come i politici, ma anche come impegno di ogni cittadino, perché è fondamentale l'apporto di ognuno di noi, non solo come tecnico, non solo come politico, ma soprattutto come cittadino, per concorrere a disegnare questo nuovo sistema di risposta ai bisogni della comunità a cui apparteniamo. Compito che non è più possibile affidare ad altri, affidare i servizi, affidare ai politici, ma deve divenire responsabilità di ogni persona, in quanto ognuno di noi è capace, ha la possibilità, può essere portato a leggere i propri bisogni in chiave critica, proprio per riuscire a coprogettare insieme con i servizi delle ipotesi di soluzione. Ed è proprio, direi, in questo snodo tra la persona e il suo bisogno che si incardinano gli assistenti sociali. E noi, divengono proprio l'evidenza di come è possibile riuscire ad arrivare ad una coprogettazione delle risposte. E da questo punto di vista gli assistenti sociali possono insegnare molto ad altre professioni, proprio per la loro capacità di individuare e stimolare l'emersione di risorse dove nessuno le avrebbe cercate, rendendo i singoli, le persone, i cittadini che si rapportano con noi protagonisti del loro percorso di cambiamento e di risoluzione delle problematiche, ma soprattutto in questo processo restituendo loro valore e dignità, perché quello che noi assistenti sociali ci assumiamo come compito principale è quello di rapportarci con i bisogni vedendo le persone che ci stanno dietro a questi bisogni. Il nostro impegno dovrebbe dunque essere quello di promuovere un pensiero trasversale tra l'operatività e la riflessività, tra i luoghi del fare e quelli del pensare. Ecco quindi che l'apporto delle università con cui noi abbiamo fortemente voluto collaborare e che sono qui oggi con i loro rappresentanti a testimoniare questo impegno a lavorare insieme, proprio come luogo di formazione, anche per ridefinire e sostenere i processi di formazione dei futuri assistenti sociali.
nel lavoro quotidiano abbiamo anche la grande responsabilità di doverci interfacciare quotidianamente con la politica, intesa come luogo delle scelte. È ai nostri politici che noi affidiamo proprio le decisioni più importanti. Come diceva prima l'assessore Bendinelli, lui è qui un po' di fretta perché in questi giorni la Regione sta decidendo il nuovo assetto del bilancio per l'anno 2015. Quindi proprio a loro, in capo a loro, sta la responsabilità di queste scelte anche contrassegnate da grossi tagli, perché è innegabile. Nonostante l'impegno della Regione, lo Stato ha operato pesantissimi tagli che a catena si ripercuotono sugli altri enti. Per cui il nostro compito è quello difficile, tutto da inventare, ma anche molto delicato, di promuovere, sostenere e incentivare risposte vere ed efficaci ai nuovi bisogni dei cittadini, nuovi bisogni che noi siamo i sensori privilegiati che raccogliamo e che abbiamo il compito anche di far vedere, di evidenziare ai politici. Dobbiamo dimostrare loro soprattutto che gli interventi precoci, gli interventi in chiave preventiva sono quelli che possono rimuovere in maniera precoce tutte le cause che impediscono ai cittadini di essere cittadini a pieno titolo e di vedere effettivamente realizzata la dignità sociale che anche l'articolo 3 della nostra Costituzione con così grande forza ribadisce. Concludo augurando a tutti un buon lavoro, augurando a tutti che possiate essere di sostegno anche a noi, che per questi anni saremo i vostri rappresentanti, proprio per riuscire in questo delicato compito che è quello di promuovere la nostra professione. Grazie ancora, grazie per la vostra partecipazione numerosa. Lascio ora la parola al nostro tesoriere Nicola Martinelli, giusto? Sì. Che proseguirà ad illustrarci gli interventi della giornata. Che ripassiamo la parola a Mauro Niero dell'Università di Verona. Buongiorno, scusate la voce che non è nelle situazioni migliori. Io intanto devo ringraziare l'Ordine per l'organizzazione di questa giornata. Le università hanno partecipato, hanno fornito delle persone, ma l'organizzazione è totalmente organizzazione dell'Ordine ed è anche dell'Ordine l'agenda della giornata, che è straordinariamente densa e di livello veramente molto, molto interessante. Ecco, questo fa seguito a dei rapporti che noi abbiamo con l'Ordine degli assistenti sociali del Veneto, che sono stati fino a questo momento straordinariamente fecondi anche di attività e di iniziative, e in un clima che speriamo continui così. Ecco, io volevo dire un paio di cose. Va bene, al di là dei saluti che porto, va bene, istituzionalmente sono quelli dei nostri 2 corsi di laurea, sono quelli del Dipartimento di Afferenza, dei dipartimenti di afferenza dei nostri corsi di laurea, che sono il Dipartimento Tesis e il Dipartimento di Scienze Giuridiche, bene, e ovviamente anche i saluti del Rettore dell'Università di Verona. Bene. Volevo dire un paio di cose sul tema della giornata, che è quello della persona. Io sono un sociologo, va bene, e nella mia attività e carriera ho incontrato il problema della persona tutte le volte che la persona era in crisi. E credo che anche il fatto che compaia come titolo di una giornata mondiale, non è solo una giornata italiana, una giornata mondiale, significhi che questo problema di crisi si sente anche da altre parti, quindi non si sente solo da noi nei periodi di restrizione della crisi, eccetera, ma si sente a livello molto più vasto. D'altra parte devo anche dire che le nostre scienze sociali, non sempre hanno risposto a questa esigenza che proveniva da varie parti, va bene, di occuparsi della persona. Persona è una entità di carattere filosofico, etico. I filosofi morali si trovano
più a proprio agio nel parlare di persona, di quanto non lo siano gli scienziati sociali, dove non esiste l'idea di persona. Abbiamo l'idea di attore, abbiamo l'idea di identità, abbiamo tutte queste cose, ma non abbiamo l'idea di persona. E tutte le volte che cerchiamo di rispondere a questa domanda incorriamo in una serie di paradossi. Per esempio i sociologi potrebbero dire la persona è l'insieme delle relazioni di cui fa parte, eccetera. Ma in questo modo rischiamo di confondere i mezzi, cioè le relazioni, con i fini, la persona. Ecco, io potrei andare avanti ad elencare anche altre cose, ad esempio, individualizzando al massimo incontriamo una visione, diciamo, di tipo costruzionista e saremo portati a dire che la persona è una costruzione sociale. Ma è accettabile eticamente e moralmente questa cosa? Vuol dire che ognuna delle soluzioni che abbiamo dato sono delle soluzioni che hanno aperto problemi più che chiuderne, e ancora oggi stiamo pensando alla costruzione di paradigmi, quindi soluzioni molto complesse, per poter dare una risposta scientifica a questo tipo di esigenze. Io credo che la risposta non possa provenire sicuramente anche dalle nostre discipline scientifiche, ma che sia una risposta che si possa trovare nell'operatività concreta dell'assistenza sociale, perché è lì che c'è tutta la ricchezza della persona, ed è lì che si trova questo connubio fra l'insieme delle problematiche della persona, i bisogni, l'identità, eccetera, con una relazione di aiuto che può fornire l'assistente sociale. Ecco, perciò il significato di questa giornata per me è molto profondo per valorizzare la professione ed è una situazione da cogliere in pieno. Per quanto ci riguarda, dico due sole parole per quanto riguarda il modo in cui noi pensiamo di contribuire anche a questa visione dei problemi. Il nostro corso di laurea magistrale dall'anno prossimo si chiamerà Servizio Sociale, laurea magistrale in servizio sociale in ambiti complessi. Abbiamo pensato, sono diversi anni che pensiamo a questa idea, ma pensiamo che attuarla possa mettere insieme alcuni dei criteri, alcune delle situazioni, degli scenari su cui opera l'assistente sociale, che sono costituiti da una complessità organizzativa, da una complessità ambientale, ma che sono costituiti soprattutto dalla complessità data dalla persona. E questo è il primo concetto su cui si regge questo nuovo corso di laurea. Il secondo concetto su cui si regge il corso di laurea è che noi vorremmo che l'assistente sociale, pur nelle configurazioni avanzate che si riserverà il futuro, lo sappiamo, super burocrate o imprenditore sociale, eccetera, o coordinatore di unità operative, eccetera, vorremmo che l'assistente sociale, pur occupandosi di queste cose, continuasse ad occuparsi delle persone. E che cioè anche in queste posizioni possibili di comando l'assistente sociale potesse continuare a fare la sua attività di professione di assistente sociale occupandosi delle persone. Ecco, io non ho altro da dire di questa questione della nostra laurea magistrale, avremo modo di parlare un'altra volta, e vi augurerei una buona giornata, ricordandovi che è una giornata molto impegnativa, ma è anche una festa, è la vostra festa, è il vostro compleanno come professione, e perciò vi faccio tutti i migliori auguri miei e dell'Università di Verona. Grazie professor Niero per questi spunti davvero magistrali. Passo la parola a Marilena Senigaglia, collega e docente all'Università di Venezia. Buongiorno, bentrovati. Porto i saluti della professoressa Ivana Padoan, che è la presidente dei corsi di laurea afferenti al servizio sociale, sia triennale che magistrale dell'Università di Ca' Foscari di Venezia, che non può essere presente oggi perché è impegnata all'estero. Porto i saluti anche del collegio docenti dei corsi di laurea appunto di Ca' Foscari, e ringrazio l'Ordine per aver organizzato questa giornata così importante e anche per averci tenuto a farlo anche coinvolgendo le 3 università, perché credo che sia un punto di forza, nonostante magari alcune volte le fatiche nei
dialoghi, nei punti di vista differenti, ma sia il punto di forza che qualifica veramente la professione, ma qualifica poi anche i corsi di laurea in servizio sociale. Quindi è un dare e un ricevere reciproco. E rivedendo un po' gli argomenti della giornata, i temi, mi venivano alcune riflessioni, 2 linee conduttrici delle tematiche. La prima era come il valore della persona, giustamente, il valore della dignità, ecco, possa essere declinato nel delicato ruolo che il servizio sociale ha in rapporto all'esigibilità dei diritti di cittadinanza e dei diritti inviolabili dell'uomo. Credo che negli scenari attuali anche di crisi economica e di fronte al fatto che comunque dobbiamo reinventare il nostro lavoro professionale, ricordare i punti fermi dei diritti umani, dei diritti di cittadinanza sia un aspetto imprescindibile, e rispetto a questi appunto interrogarci su quelle che sono le nuove modalità per rendere sempre più esigibili e consoni i diritti ai bisogni delle persone. Penso infatti a come anche la funzione di advocacy, una volta più riferita magari al terzo settore, alle associazioni, possa oggi pienamente essere considerata anche una funzione del servizio sociale, proprio per la funzione di sensibilizzazione, di promozione dei diritti di cittadini che altrimenti, tra virgolette, non avrebbero pienamente voce. Penso anche alla funzione di mediazione sociale, di mediazione penale, mediazione familiare, che proprio in quest'ottica anche il servizio sociale è chiamato a fare in una società appunto sempre più complessa. L'altro filo conduttore che mi rimanda appunto la giornata è quello dei bisogni sociali nuovi e capacità quindi degli operatori di cogliere la novità per portarla magari nelle agende di politiche sociali dei nostri interlocutori, dei nostri amministratori. Ma mettendomi anche dal punto di vista dell'università, credo che queste siano anche occasioni preziose per i temi della ricerca sociale, perché credo che appunto la teoria, appunto il circolo virtuoso teoria, prassi, teoria, appunto sia alimentato dal contributo di tutti i professionisti, ma anche dall'innegabile contributo che la ricerca sociale può dare alle basi teoriche, anche a una revisione magari di alcuni interventi di servizio sociale che devono essere cambiati perché cambiano i bisogni. E quindi l'auspicio è appunto che questo spazio di riflessività, come ricordava la vicepresidente dell'Ordine, sia proprio fecondo da diversi punti di vista e sia anche un regalo di compleanno che ci facciamo rispetto alla quotidianità e agli impegni. Buon lavoro e buona giornata. Grazie alla professoressa Marilena Sinigaglia. Ora proseguiamo addentrandoci sempre più nel vivo del tema della giornata di oggi e vi proponiamo un contributo della professoressa Anna Maria Campanini, presidente AIDOS, che ha voluto fornirci degli spunti per affrontare il tema della giornata sotto diversi punti di vista. La Giornata Mondiale del Servizio Sociale, come sapete, è un'iniziativa che è stata istituita nel 1983 dall'International Federation of Social Worker, a cui si è aggiunta nel 1990 l'International Association of School of Social Work. Il tema scelto per quest'anno, per il 2015, è il secondo punto della Global Social Agenda, che, come avete visto anche nel banner, sottolinea l'impegno del social work mondiale per affermare il valore e la dignità della persona. Credo sia importante in questa giornata ricordare che la centralità della persona, il suo valore, la sua dignità sono stati fin dagli albori del servizio sociale i fondamenti di questa professione, tanto nella dimensione del lavoro individuale, teorizzato da Mary Richmond già nel 1917,
quanto negli interventi più orientati alla comunità e all'impegno per cambiare le condizioni strutturali della società, ben rappresentati dall'azione di Jane Addams. Nonostante questa costante tensione ribadita nei decenni, la situazione in cui viviamo oggi si rivela quanto mai critica e sfidante, sia a livello internazionale che a livello nazionale. Nel rapporto annuale di Amnesty International relativo al 2013 si sottolineano infatti anche in Italia gravi violazioni dei diritti umani. Citiamo alcune delle osservazioni che riguardano il nostro Paese. I Rom hanno continuato a subire discriminazioni, a essere segregati in campi, sgomberati con forza e lasciati senza casa. Sistematicamente le autorità non hanno protetto i diritti dei rifugiati, di richiedenti asilo e migranti. Sono nuovamente falliti i tentativi di introdurre il reato di tortura nel codice penale e di creare un organismo nazionale indipendente per i diritti umani. Non sono state adottate misure efficaci per impedire le violazioni dei diritti umani da parte della polizia e garantire l'accertamento della responsabilità. È rimasta diffusa la violenza contro le donne e in particolare, malgrado i miglioramenti nella legislazione e nelle politiche, il numero dei femminicidi non è diminuito, non solo, ma se contiamo i 179 femminicidi nel 2013 contro i 157 del 2012, possiamo vedere come questo fenomeno sia aumentato. Inoltre permangono discriminazioni legate all'etnia e all'orientamento sessuale. Ancora si sottolinea nel rapporto di Amnesty International come organismi internazionali, tra cui l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, abbiano criticato l'Italia in molte occasioni per non aver creato un'istituzione nazionale per i diritti umani, in ottemperanza a quanto richiesto dagli standard internazionali. Ancora, in molti istituti di pena e centri detentivi sono state rilevate condizioni disumane nel trattamento dei detenuti, in violazione a diritti fondamentali, compreso il diritto alla salute. L'urgenza di questo tema è stata più volte, come sicuramente ricorderete, richiamata anche dal presidente Napolitano, che ha sottolineato il grave stato delle prigioni e dei centri di detenzione per migranti, caratterizzato da un grave sovraffollamento, dall'incapacità di tutelare il rispetto della dignità umana e degli obblighi internazionali. Ma anche altri dati sono allarmanti. In Italia il 25% dei minori, quasi 2,5 milioni, vivono in situazioni di deprivazione materiale, sociale e culturale e quasi 1 milione in povertà assoluta. E potremmo purtroppo continuare con molti altri esempi. Di fronte a queste situazioni dobbiamo raccogliere l'invito che le organizzazioni internazionali ci rivolgono in questa giornata a rinnovare l'impegno perché le dichiarazioni e le convenzioni internazionali trovino applicazioni nei contesti locali, garantendo strumenti concreti per implementare i diritti sul piano sociale, economico, culturale e politico di tutte le persone, tra cui i bambini, le donne, gli anziani, le persone con disabilità o provenienti da altre culture o con diversi orientamenti sessuali. La professione si fonda sul valore, sulla dignità e sull'unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e delle loro qualità originarie, quali libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione, nonché sull'affermazione dei principi di giustizia ed equità. Così recita l'articolo 5 del Codice deontologico degli assistenti sociali nella revisione del 2009. Credo sia importante chiederci, in quanto professionisti, come stiamo traducendo questi principi nella nostra pratica quotidiana, quanto ci stiamo impegnando a renderli effettivi, sia nella relazione diretta con le persone, sia in azioni maggiormente orientate alla comunità. Quanto siamo in grado di riconoscere e dirimere i dilemmi etici che la professione è chiamata ad affrontare, nell'ancora forte invadenza delle politiche neoliberiste che tendono ad imporre stili di intervento rutinari e burocratizzati,
rendendo difficile il lavoro di ascolto, di accompagnamento, di sviluppo delle capacità individuali e delle risorse presenti nella comunità. Quanto siamo capaci di riconoscere i nostri pregiudizi, i nostri stereotipi e di non scivolare in pratiche oppressive? Come sostenere e potenziare la partecipazione dei cittadini alla costruzione di percorsi di coprogettazione dei servizi? Qual è il livello di investimento nella costruzione di pratiche innovative che da una parte si impegnino nello sviluppo di un welfare generativo coinvolgendo le persone e le comunità, ma dall'altra attivino interventi di advocacy sociale, di policy practice, orientati a sostenere una presenza dello Stato nella garanzia dei fondamentali diritti di cittadinanza. Come docenti abbiamo la responsabilità di impegnarci in azioni per proporre e rivendicare la necessità irrinunciabile di una formazione di base che prepari futuri assistenti sociali con un solido bagaglio teorico, bagaglio che sì attinga alle diverse discipline, ma che abbia il suo nocciolo duro nelle teorie e nella metodologia del servizio sociale. Professionisti capaci di un pensiero critico, di una sensibilità eticamente orientata al rispetto e alla valorizzazione della dignità e dell'unicità di ogni persona con le differenze di cui è portatrice. Assistenti sociali capaci di leggere con strumenti scientifici la realtà in cui operano, motivati a proporre e sviluppare nel proprio contesto lavorativo e insieme alla comunità professionale interventi che siano orientati ad una visione trifocale, che siano quindi in grado di accogliere e accompagnare persone e famiglie in progetti personalizzati, di attivare reti e sviluppare responsabilità e legami di solidarietà nel contesto sociale in cui operano, ma anche di promuovere azioni a livello più generale per sostenere politiche sociali capaci di garantire il rispetto del valore e della dignità delle persone. Grazie e buon Social Work Day a tutti. Bene, la parola adesso alla dottoressa Maria Grazia Salmaso, è una collega assistente sociale e direttrice del centro missionario della diocesi di Vittorio Veneto. Il titolo del suo intervento è Umanità e passione etica in una società liquida. Prego. Eccomi qua. Buongiorno a tutti, sono molto felice di essere qui con voi, anche perché la mia storia di vita è un po' particolare. È un po' particolare e quando mi hanno invitata a partecipare a questo evento mi sono sentita proprio chiamata ad esprimere una riflessione che poi è frutto di un percorso che è durato quasi 20 anni. 20 anni, insomma una quindicina d'anni di esercizio della professione a titolo così pratico. Una interessante esperienza come consigliera degli ordini degli assistenti sociali della Regione del Veneto, una altrettanta interessante esperienza come docente dell'Università di Padova, presso la quale ho potuto gestire un laboratorio sull'etica e la deontologia professionale, per arrivare poi, grazie e proprio in virtù di questa riflessione etica che ormai ha mosso il mio cuore da anni, a prendere poi una decisione molto forte, molto anche, corposa e significativa per la mia vita. Per cui a un certo punto, mossa da una serie di pensieri, di fatiche, però anche di gratificazioni, ho deciso in qualche modo di seguire quella che era l'indole della mia vita o quel, segnale che mi arrivava di impulsi non continui, ma comunque che arrivava e che mi ha portata tra l'altro a girare il mondo, a vedere moltissime realtà sul tema e sul piano missionario, ma non solo. E infatti parallelamente al lavoro di assistente sociale ho potuto vivere questa esperienza come presidente di un'associazione laica e avere l'opportunità di vedere una buona parte del mondo, in particolare l'Africa, che
in qualche modo, o anche sposato, si può dire, è anche vero, e dall'altra l'America Latina e anche una parte di Asia. Mi sento di dire questo, no, per farvi capire il senso di questo mio intervento, nel senso che è una sintesi di questa mia esperienza di vita, che appunto, dicevo, a un certo punto si è caratterizzata in una decisione forte, che è quella di, come dire, concludere il mio cammino professionale, così come riconosciuto e come lo vivevo, insomma, nei miei anni di esercizio, e iniziarne un altro, che però si caratterizza comunque come un intervento di servizio sociale. Ho avuto il coraggio, non so ancora con quale forza, di licenziarmi dopo 13 anni di lavoro a tempo indeterminato. Ho lavorato a San Donà di Piave prima e al Comune di Venezia negli ultimi 3 anni, e di sperimentarmi in questa nuova avventura. E ho iniziato una collaborazione con il Centro Missionario Diocesano di Vittorio Veneto, dove nel giro di poco, nonostante io sia una laica, sia una donna, quindi voglio dire non ho la caratteristica classica della persona di clero, insomma del parroco, assolutamente, hanno, come dire, colto la profondità e in particolare la competenza professionale, e c'è stata questa sfida che la diocesi di Vittorio Veneto ha voluto fare nell'inserire nell'organico una persona con un certo tipo di competenze che potesse dare e portare un contributo sul tema del missionario. Ho accettato e sono felice di averlo fatto, e felice di aver sperimentato anche in contesti altri proprio questa straordinaria professione. Proprio lavorando, seguendo i progetti di sviluppo o comunque attività che si svolgono in contesti internazionali, ho potuto sperimentare e capire il valore di questa professione. Ed è per questo che ho poi iniziato i miei studi di teologia, perché ho detto vabbè, proviamo a rimetterci un po' in moto anche sul piano cerebrale, no? Dopo tanti anni di esperienza pratica, di lavoro, di vita, di viaggi eccetera, anche per capire, insomma, per poter così riportare al teorico qualcosa che di pratico c'era stato, un altro indirizzo che probabilmente non ha niente a che fare, però aveva a che fare con la mia riflessione etico e deontologica che era iniziata parecchi anni fa. E proprio negli studi di teologia ho seguito il corso di filosofia morale, ed è stato proprio lì che mi sono imbattuta in questa visione. Questi vi ho portato 2 immagini così tanto per dirvi dove lavoro, una è della Giornata Mondiale della Gioventù in Brasile, l'altra in Burundi la scorsa estate, dove sono stata. Ma tornando al nostro tema, mi sono imbattuta con questa parola, vita liquida, vita, società liquida. E nella mia grande ignoranza di studi, insomma, non avevo mai sentito questa citazione, o meglio l'avevo sentita ma non l'avevo mai approfondita. Non voglio così trattare il tema perché non sono una sociologa, quindi non ho neanche le competenze per farlo. Raccolgo qualche stimolo, lo riporto e spero che vi sia utile come è stato utile a me. È stato utile a me perché mi è parso rappresentasse in modo abbastanza chiaro, lucido, anche coerente, un po' quello che stavo vedendo nella vita pratica di tutti i giorni. E così, analizzandolo e cercando di capire di che si trattasse, è emersa questa definizione, dove per liquido si intende il tipo di vita che si tende a vivere nella società liquido moderna, dove per società liquida o liquido moderna è una società che può essere così definita nel momento in cui le situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure. Quello che sta avvenendo nella nostra società oggi, questo è stato il mio pensiero così conseguenziale, è che effettivamente noi siamo all'interno di una società che è tanto veloce, che propone continui stimoli, continue modifiche, continui proposte di cambiamento. E a differenza di una quindicina, anche forse una trentina, 50 di anni fa,
l'uomo di oggi non ha il tempo di consolidare questi cambiamenti e quindi viviamo in una sorta di continuo movimento o di adattamento a un sistema del quale certamente non abbiamo il controllo. Generalmente il carattere liquido della vita e quello della società si alimentano e si rafforzano a vicenda. E la vita liquida, come la società liquido moderna, purtroppo non è in grado di conservare la propria forma e soprattutto di tenersi in rotta, proprio perché tendente ad oscillare in questo continuo, in questa continua proposta di stimoli, l'uomo un po' si perde, non c'è una forma, non c'è un riferimento, no? Se pensiamo anche che le grandi istituzioni, quali la stessa Chiesa dove io lavoro, la politica, sono istituzioni che non garantiscono una sicurezza, non danno delle indicazioni certe, è chiaro che l'uomo in questo contesto è disorientato. Queste sono delle riflessioni di questo sociologo, Zygmunt Bauman, che ha scritto Vita liquida, modernità liquida e amore liquido. Ecco, non sto a trattare vari temi, se avete piacere ve lo leggete, insomma, è interessante perché mi è parso che rappresentasse abbastanza bene, no, la nostra contemporaneità e anche interessante per il servizio sociale proprio perché è forte di questa visione olistica, è capace di confrontarsi con altri saperi e quindi l'ho voluto citare per questo. A me non fanno paura gli altri saperi, anzi mi hanno sempre arricchita nel tempo. Quello che Bauman poi ci dice è questo. Lui porta una riflessione sulla società che tende a diventare individualista. Solo che questo individualismo esprime un paradosso di fondo, che è questo. Se essere individui significa essere tutti diversi, allora significa che ognuno è uguale all'altro. Cioè in questa società c'è, come dire, l'esigenza di identificarsi in un qualcosa per essere uguale e parificato alle altre persone. È un paradosso interessante, perché l'individuo si mette continuamente in ricerca di un vero se stesso, di una propria identità, ne ha bisogno di consolidarsi in questa società così fluida, così movimentata. Ed è un obiettivo che si pone prima di tutto sul piano individuale. Ma non solo, perché è un compito che gli viene affidato anche dal contesto sociale, perché viviamo in una società e quindi in questo senso il mandato sociale è molto forte. Purtroppo questo obiettivo della ricerca di se stesso e soprattutto del benessere personale, più che altro dell'individualità, non del benessere personale, nel momento stesso in cui viene consegnato e dato, questo ci dice Bauman, è destinato a non essere mai raggiunto, proprio perché la fluidità ci porta in movimento. Ed è lo stesso sistema che ci dà una risposta, e la risposta è il consumismo. Mi è piaciuto, quando si parla di denaro si parla di liquidità, no? Effettivamente quando ho pensato a questo termine, guarda, è la società d'oggi, è proprio una società dove il denaro, il mercato dei consumi, che è fondato prevalentemente sul conformismo, diventa il migliore amico dell'individuo. E non è difficile trovare esempi, insomma, cioè, comunque, nonostante questa grande crisi economica, c'è un consumo, soprattutto nel mondo occidentale, molto elevato. Lavorando con Caritas, così, facendo e seguendo soprattutto percorsi di formazione, emergono dati significativi, per esempio sullo spreco alimentare, lo spreco dell'acqua. Ci sono dei dati incredibili, proprio legati alla logica del consumismo, dove per esempio i supermercati sono obbligati a eliminare prodotti in scadenza per i quali c'è già scritto la scadenza, e in un anno si possono accumulare migliaia e migliaia di tonnellate di cibo che vengono buttate via. Sì. E quindi per l'individuo, per poter essere riconosciuto come tale, deve consumare, per continuare la riflessione di Bauman.
In questo contesto il tempo è vissuto in termini consumistici degli oggetti, però anche delle relazioni. La riflessione di Bauman però si conclude con una forte istanza, ed è questa che mi è piaciuta, perché in questo così scenario che sembra un po' depressivo all'inizio, lui dice però bisogna imporre una convergenza nuova tra precetti etici e interesse alla sopravvivenza. Cioè l'uomo in questo contesto tende all'autodistruzione perché non riuscirà mai a conseguire l'obiettivo. In questo senso però la soluzione è proprio quella di riancorarsi a qualche solidità. Sottolinea infatti che non vi sono più regole forti, come dicevo prima, per cui anche la famiglia, pensiamo anche all'educazione, è debole, prevale generalmente l'impulso immediato, credo che nei contesti di lavoro nostro questo sia abbastanza evidente. Il servizio sociale, per come l'ho vissuto e per come l'ho studiato, e soprattutto per quanto riguarda il codice deontologico, è solido. Perché solidi sono i riferimenti etici di questa professione. Su questo credo che non ci sia tanto da discutere. 3 sono gli aspetti etici solidi che il servizio sociale ci propone e ci ripropone continuamente. I primi sono quelli relativi ai diritti individuali e al benessere della persona, che rappresentano il diritto dell'utente di prendere le proprie decisioni e di effettuare quindi le proprie scelte in autonomia, e dall'altra la responsabilità dell'operatore a promuovere il benessere dell'utente. L'altro aspetto è quello del benessere collettivo, e cioè i diritti e gli interessi degli altri diversi dall'utente, la responsabilità dell'operatore nei confronti del proprio ente e della società, e la promozione del maggior vantaggio per il maggior numero di persone. Gli altri aspetti etici che interessano la professione, per fare così una sintesi del codice, questi sono quelli relativi appunto all'ineguaglianza e all'oppressione strutturale, dove la responsabilità dell'operatore è quella di sfidare la cultura prevalente che genera svalutazione o sfruttamento, e nel lavorare per il cambiamento tanto nella politica dell'ente quanto quella della società. Il servizio sociale, quindi, in una società liquido-moderna, che prospettiva può trovare? Innanzitutto si può concentrare sui problemi etici e sui dilemmi etici, nel senso che è evidente che anche se il codice deontologico, comunque la professione, si rifà dei precetti etici abbastanza solidi, molto solidi anzi, comunque nel relazionarsi con la realtà di oggi sostiene e in questa relazione emergono maggiori problemi e dilemmi etici. Il tempo è poco, quindi soprassiedo comunque nei testi trovate cosa sono i problemi etici e i dilemmi etici, al di là che secondo me ognuno di voi li vive quotidianamente e fanno riferimento proprio a un concetto morale. Quello che è il mio invito è quello di continuare a recuperare il codice deontologico, perché questo rappresenta una forte risorsa per la professione. Non mi stancherò mai di ricordarci che è uno strumento che rappresenta e comunque è uno strumento identitario nella sua origine e nella sua costituzione, e questo noi non dobbiamo dimenticarlo e dobbiamo tenerlo, riscoprirlo continuamente, rimetterlo in discussione, ma tenerlo in considerazione come un punto fermo, al di là della cultura, dell'appartenenza etnica. È uno strumento che dà valore all'umanità, perché il servizio sociale rimane, insieme ad altre, una forte professione umana. È una professione immersa continuamente nella sfida etico-morale. Capire cosa è bene e cosa è male. È il nostro lavoro, sono le decisioni che dobbiamo prendere ogni giorno. E quindi ha a che fare nella sua essenza con l'uomo e con i suoi diritti di valore. È necessario però ritornare ai contenuti etici della professione. Non basta solo leggere il codice, perché in realtà è teorico in alcuni suoi aspetti, è un orientamento, non dà risposte, questo lo sappiamo, ma è, come dire, un punto di riferimento comune a tutti. In questo senso l'invito è a recuperare una passione etica, nel senso che se io mi pongo di fronte a questo strumento come un libro da leggere,
non mi smuove, non mi dà molto, mi dice solo mi aumenta la frustrazione. Ma se io lo recupero come un orientamento, un punto salto, un punto di riferimento che mi tiene ancorato a dei valori che sono inossidabili nonostante la fluidità, è chiaro che questo mi permette di recuperare grandissimi contenuti. E quindi l'invito è quello di rinnamorarsi continuamente della professione, per quanto sia possibile, in un atteggiamento di autoriflessione continua e costruttiva. E rinnamorarsi della professione vuol dire anche innamorarsi dell'uomo in quanto uomo, ridonando umanità ad una società individuale. Il suggerimento più grande che mi viene da fare è quello di continuare a promuovere una cultura della solidarietà umana. E questo, al di là della modalità e delle funzioni di servizio sociale, è l'obiettivo più grande a cui siamo chiamati tutti, come uomini, ma in particolare come professionisti. E questo avviene nel momento in cui io sento che il mio benessere di uomo o donna, professionista, coincide al benessere della persona con cui entro in relazione. Questo mi porta, di certo, ve lo garantisco, gratificazione, mi porta riconoscimento, che noi molte volte non sentiamo, mi ridona anche il piacere di vivere quello che facciamo quotidianamente e mi dà soddisfazione. Concludo, spero nei tempi, sì, con questa parola che voglio restituire oggi al nostro compleanno, e quindi io sento questo, sento che la nostra professione ha dato tanto, mi ha dato tanto e sta dando tanto alle persone. Avendo cambiato la prospettiva, perché la prospettiva di oggi non è più all'interno delle istituzioni pubbliche, ma anzi nel mondo più privato e soprattutto nel mondo della Chiesa, mi accorgo però che la professione rimane un grande riferimento per le persone. È un riferimento essenziale, che non riempie e non copre e non risolve tutti i problemi, ma è un punto di riferimento importante. Ed è per questo che io sento questa profonda gratitudine. E spero che anche voi possiate nel tempo riconoscere questo sentimento e portarlo avanti. Io vi ringrazio, questo è un messaggio che vi do, forza, cerchiamo di avere sempre coraggio, è un'immagine che mi rappresenta in Brasile 2 anni fa, alla conclusione della Giornata Mondiale della Gioventù, e questo è il mio ruolo, quello di smuovere, di muovere, di promuovere e di sollecitare bimbi, grandi, adulti rispetto a dei temi che riportino all'umanità. Grazie mille.